Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su social. Oggi lunedì e come sempre ogni lunedì commentiamo ovviamente il post partita del Cagliari. Cagliari reduce da una brutta sconfitta alla seconda di fila contro il Bologna questa volta, 2-1 al Dallara, con una partita davvero dai due volti. Se nel primo tempo, anche in occasione della trasmissione di 45 minuto, avevamo elogiato l'accortezza tattica, la capacità del Cagliari di leggere la situazione, la adattabilità dello schieramento, soprattutto quello difensivo, di evitare i varchi per i pericolosi attaccanti bolognesi. Nel secondo tempo è successo l'esatto contrario. Cagliari davvero a tratti molle, rinunciatario, troppo orientato verso il proprio portiere Caprile, incapace di leggere le azioni offensive, incapace di effettuare una diagonale, le diagonali, incapace di ripartire, di renderci pericolosi dalle parti di Skorupski, davvero tutto l'esatto contrario di quanto visto nei primi 45 minuti. La domanda che i tifosi si fanno, ma direi anche un po' tutti gli addetti ai lavori, è: ma il Cagliari visto ieri è il Cagliari è giusto, il Cagliari del primo tempo o il Cagliari del secondo tempo? Perché una metamorfosi così radicale davvero fa riflettere, e fa riflettere nella misura in cui il campionato entra nel vivo, perché il Cagliari, per fortuna, grazie all'aiuto del Genoa, rimane comunque a distanza di sicurezza di 3 punti dall'Empoli. Va detto che però al momento degli scontri diretti l'Empoli in vantaggio, avendo vinto a Cagliari, e quindi è ovvio che il Cagliari deve comunque dare una scossa, nuova scossa al campionato. C'era riuscito con la vittoria col Parma e adesso bisogna pensare a venerdì. Il Cagliari gioca in anticipo contro il Genoa in casa, Genoa che per la classifica è abbastanza tranquillo, ma evidentemente non verrà in Sardegna a fare una passeggiata. Ma facendo un passo indietro un po' a quello che abbiamo visto ieri, tanto chiedo scusa, ma mi è provveduto all'occhio, dicevo, in base a quello che abbiamo visto ieri, i tifosi del Cagliari non possono non essere scontenti. Partiamo dall'inizio. Il Cagliari ha adottato una formazione di base che era interessante, era un po' quello che tutti quanti auspicavamo, cioè una punta a supporto di Piccoli, perché obiettivamente l'attaccante del Cagliari ha giocato gran parte della stagione da solo in attacco, sobbarcandosi poi di fatto tutto il lavoro delle punte, addirittura andando anche a prendere posizione nella propria tre quarti, con il risultato che il Cagliari si è trovato davvero in difficoltà quando si è trattato di riempire l'area avversaria. Ecco, con l'aiuto di Luvumbo questo è accaduto molto meno. È vero che il Cagliari è stato pericoloso, di fatto sono in occasione del gol di Piccoli, ma è anche vero che non ha non ha ricevuto grossa pressione da parte del Bologna, se non con quel tiro di Calabria che comunque è uscito fuori dall'area, dalla porta difesa da Caprile. Per il resto gioco molto molto stagnante a metà campo, con insomma davvero il Bologna è sembrato quasi non dico demoralizzato, ma stanco, e considerato che in settimana aveva affrontato il Milan, insomma 3 partite in una settimana faceva presupporre che il Bologna, che si potesse ritornare da Bologna con un risultato positivo. Nella ripresa Italiano ha effettuato 3 cambi che però si sono rivelati vincenti, perché ai 3 cambi del tecnico del Bologna non sono seguiti e non è stato come posso dire, un adeguamento adesso per quanto riguarda la tattica del Cagliari. Non ha effettuato cambi e quando sono stati fatti, l'unico che è stato fatto
e quello di Felici al posto di Obert, già molto. Certo, c'era il rischio che Obert prendesse il secondo giallo, che sarebbe stato davvero ma, insomma, non positivo, ma è anche vero che Felici ha effettuato ingenuamente un fallo da rigore regalando di fatto il pareggio, ma da quel momento poi il Cagliari è davvero andato in barca. Abbiamo preso il secondo gol su un clamoroso errore ancora una volta di Adopò, difesa piazzata male, a sinistra completamente come posso dire, eh, le distanze insomma praticamente non erano quelle corrette, e non solo, i giocatori difensori del Cagliari si sono preoccupati di capire dove fosse il pallone e non dove fosse l'avversario, e quindi Orsolini è riuscito a inserirsi alle spalle di Augello e fulminare Caprile. Cagliari che sul 2-1 si pensava, anche in virtù dei cambi che stava facendo Nicola, di poter dare fastidio a Skorupski. Così non è stato per tanti motivi, ad iniziare dall'infortunio di Luvumbo, e qui io chiedo, ma ovviamente non è una domanda polemica, è semplicemente una domanda, capire se lo staff medico avesse dato a Nicola indicazioni sull'utilizzo dell'angolano per 90 minuti oppure meno. E poi per quanto riguarda il centrocampo, a un certo punto è uscito Adopò, poi è uscito Marco Bugia Munito, sono entrati Gaetano, è entrato Viola, è entrato Marin, ma palloni giocabili non ne sono arrivati. Non solo, quei pochi che si giocavano erano spesso all'indietro. E in questo fa fede le statistiche. Il Cagliari è terminato la partita col Bologna con 2 tiri in porta, 2 di numero. Di fatto nel giro di 3 partite il Cagliari, sia con l'Atalanta, sia con la Juve, sia appunto ieri contro il Bologna, ha effettuato 3 tiri in porta. Quindi è evidente che se tu ti vuoi salvare devi creare più grattacapi. Questi non sono assolutamente dati per una squadra che comunque si deve salvare, che comunque contro una grande squadra come quella della Juve ci sta che tu possa, dicevo anche la settimana scorsa, mettere il pullman davanti alla difesa, ma devi avere anche la capacità di ribaltare l'azione. Il Cagliari ce l'aveva e non l'ha sfruttato, perché il Bologna giocava molto alto, perché il Cagliari era in vantaggio, quindi era lo spartito ideale per i contropiedisti rossoblù, ma di fatto così non è stato. E cosa cambia? Cambia che dopo la partita il presidente e tutto lo staff dirigenziale è sceso nello spogliatoio, Vertice è assolutamente infastidito, si parla di un furente presidente Giulini, con l'imperativo di andare subito in ritiro, anche perché, dicevamo prima, venerdì arriva il Genoa ed è una partita da non sbagliare, considerando anche il fatto che comunque si sta parlando di 3 punti fondamentali nella corsa salvezza. Vedremo quello che succederà. Per quanto riguarda Effetto Serra, ci vediamo domani, ore 19:30, nuovo appuntamento, parleremo ancora una volta con Mariella Ramanca, come sempre un caffè con lei per trattare di temi importanti. Grazie ovviamente a tutti quelli che mi hanno seguito, ancora vi chiedo di cliccare mi piace e di condividere. Appuntamento a domani. Ciao.